Assessore, oggi è emerso che il diabete può essere il paradigma del modo di affrontare la cronicità. Beh, sicuramente sì, perché la patologia diabetica è tra le malattie croniche quella che interessa un numero importantissimo di persone. Pensiamo alla nostra regione, sulla base delle nostre statistiche, sono circa 80.000 i pazienti considerati diabetici e quindi che hanno bisogno di cure per lunghissimo tempo, per tutta la vita, e che hanno anche delle complicanze importanti, possono avere complicanze importanti che esitano in ricoveri ospedalieri, in cure anche altamente specialistiche. E se pensiamo che con l'invecchiamento della popolazione le malattie croniche, oltre al diabete, sono sempre più numerose, possiamo immaginare quali grandi problemi ci siano e quali rischi proprio per la sostenibilità complessiva del sistema. Si fa fronte a tutto questo con una buona organizzazione che intercetti prima le problematiche, con la prevenzione, la promozione della salute e con soprattutto una forte integrazione tra tutti i soggetti che sono erogatori del sistema sanitario, i professionisti, i medici, ma anche i medici di famiglia, i farmacisti e le associazioni dei pazienti che possono darci una mano importante per divulgare le informazioni di prevenzione, per suggerirci quali sono i percorsi migliori dal punto di vista del malato, e su questo abbiamo lavorato e abbiamo per questo fatto anche il documento che era previsto tra i vari piani della riforma, il documento regionale per la malattia diabetica, al quale stanno seguendo tutta una serie di azioni che vanno ad affrontare questa tematica. Tra queste azioni c'è anche diabete in ospedale. Sì, perché la questione appunto del diabete in ospedale deve essere seguita in modo diverso, perché qual è la problematica? Che alcuni pazienti, molti pazienti diabetici vengono ricoverati in ospedale, a volte anche per altri tipi di patologie, a volte non si sa neppure che sono diabetici, per cui si intercetta lì in ospedale la problematica. È provato che il paziente diabetico ricoverato in ospedale ha una degenza superiore, a volte anche molto superiore a quella del paziente che per la stessa motivazione è in ospedale ma non è diabetico. Una buona organizzazione all'interno dell'ospedale, quindi con un servizio trasversale che si occupi di questi pazienti, può migliorare le condizioni di questi pazienti e ridurre notevolmente la degenza. Abbiamo provato che a Trieste che c'è questa buona organizzazione, i giorni di degenza dei pazienti diabetici è quasi simile a quello dei pazienti non diabetici. Questo rapporto invece si alza di molto negli ospedali dove non c'è questo tipo di organizzazione, per cui stiamo cercando di diffonderla a livello regionale. Dottore, come si inquadra il fenomeno del diabete in Friuli Venezia Giulia? Il fenomeno del diabete è sicuramente un fenomeno importante che aumenta sempre di più, legato chiaramente a quel trend nazionale che prevede sia un aumento dell'invecchiamento della popolazione che un aumento dell'obesità come causa principale, e che chiaramente necessita di nuove risorse, ma non solo risorse economiche, ma soprattutto risorse organizzative e anche mentali per cambiare questo approccio. Se infatti fino a poco fa l'approccio usuale era attendere il paziente alle porte, cioè il paziente prima diventava malato e quindi andava dal medico, adesso la nuova medicina iniziativa prevede che il paziente ancora sano venga intercettato prima che sia male, perciò grosso investimento sulla prevenzione, e questo fa sì che ci deve essere sia una popolazione generale su cui prevenire, ma soprattutto prevenire su popolazioni, oserei dire target, con rischio più alto, e d'altra parte, una volta che purtroppo il paziente ha sviluppato la malattia, un movimento di iniziativa che deve rendere il paziente edotto dei propri diritti ma anche dei propri doveri verso la propria salute, in modo che sia un'interazione tra il medico e il paziente non più dall'alto in basso, oserei dire paterno-infantile, ma tra pari, che insieme procedono in questo processo di guarigione o chiaramente di blocco delle complicanze. In Friuli Venezia Giulia è stato portato un progetto in questo senso? Sì, c'è un progetto regionale che è molto ben fatto, che ha avuto tutti i carismi proprio di quello che è stato sempre richiesto, cioè prima la condivisione delle linee guida di un PDTA regionale che decidesse chiaramente cosa fare, come farlo, con chi collaborare, un supporto informatico, perché abbiamo visto senza i dati non si va da nessuna parte, e soprattutto un coinvolgimento del paziente attraverso le sue associazioni, a livello regionale, in piccolo attraverso il singolo paziente, affinché ci fosse questa condivisione di cose da fare. E ha dato i suoi risultati, è stato portato avanti, abbiamo avuto dei buoni risultati che ci pongono veramente all'avanguardia in Italia, abbiamo dei risultati migliori del benchmarking nazionale, solo con un anno di attività. Speriamo che vada avanti, perché veramente questo coinvolgimento bilaterale medico-paziente specialista
funzioni veramente, deve essere continuamente alimentato, soprattutto dall'educazione verso il paziente e dal fornire anche i dati necessari per poterlo valutare.